invece indossano maschere taurine in legno con decori e ornamenti e sono legati da funi e sono, come vedete, aggiogati. Si tratta di un rito propiziatorio, quello che propongono, che si perde nella notte dei tempi. Intanto eccoli qui i boes e merdules di Ottana. Come sempre escono in gruppo, non è un'uscita codificata, il numero non è mai lo stesso, non è fisso. E come vedete si muove all'interno del corteo e della rappresentazione una terza figura, che è quella della Filonzana, che è una figura deforme, inquietante, ed entra in questo gioco, nel gioco della rappresentazione, muovendosi con questo tono minaccioso, con il fuso, la lana, e minaccia di spezzare il filo della vita, simbolicamente mette in evidenza la fragilità della vita umana. Come vedete sono nel mezzo della rappresentazione del rito, dove si muove inizialmente con il suo passo cadenzato da un particolare ritmo ai campanacci, poi crea scompiglio tra la gente, si scaglia contro il merdule, che è il suo padrone ma anche il suo domatore nel contempo. Questa figura ha un bastone, come vedete, oppure si assoppa una frusta di cuoio e cerca di riportare si muove all'ordine. Il carnevale di Ottana, come tutti i carnevali di Sardegna, si apre con l'accensione del grande falò, del grande fuoco ai piedi della chiesa di San Nicola, alla vigilia della festa di Sant'Antonio, ed è quello il momento che segna la prima uscita dei boes e dei merdules. Un applauso ai boes e ai merdules di Ottana. Una serata ricca, quella organizzata qui ad Ardara, dove tra poco, oltre alle maschere della tradizione, ci sarà anche lo spettacolo dei di Miriana con i balli per la piazza, la presenza di Andrea Zaia che è qua al mio fianco, che porterà alcune canzoni, e apriremo proprio anche con ballende e cantende, cercando di coinvolgervi. Come vedete loro adesso hanno creato una sorta di fermo immagine, una foto che ovviamente di fronte a questo monumento dell'arte sacra e di fede appurata che da secoli viene rappresentata al suo interno e che evoca, portano a casa davvero un momento da ricordare, e voi tutti intorno a testimoniare che questa loro presenza non è passata in vano. Un applauso per gli amici di Ottana. Boes e merdules. Ed è la volta dei Soscorriolos di Ioneli, maschere di